Volevo chiedere qualcosa del film, insomma, che girerai così, del film che uscirà. Il film che uscirà chissà quando, perché io sono molto lento al montaggio, ho cominciato il montaggio da una settimana, ho davanti 6 mesi solo di montaggio, preventivati, perché io sono... Tu stai al montaggio? Ho cominciato il montaggio da pochi giorni, il film è un film corale, con alcuni protagonisti, tra cui Valentina Canerutti soprattutto, e poi c'è il Fantastichini, Arnoldo Foà, ci sono tanti attori, ma è un film comunque nell'insieme, un film corale su politico, fortemente politico. Politico? Politica cinematografica? No, proprio no, politica no, pura? sul senso profondo e sulla tragedia della sinistra dello Stato. Ah, quindi Italia, proprio politica italiana? Italia sì, però con Ken Loach ci siamo impegnati, ne abbiamo parlato a lungo l'altro anno, mi ricordo di questo film mio, e lui diceva sì, però noi dobbiamo riuscire a fare dei film, almeno noi di sinistra militanti, super militanti come siamo, dei film che però siano anche... Sì, l'Italia, però deve parlare, lui mi ha detto una cosa agghiacciante, deve essere capito dai compagni di sinistra sia in Canada che in Australia. Allora io al Canada e all'Australia sono rimasto di sasso, dico, cioè hai ragione, forse è vero, ma insomma però è una cosa, è per dire che sì, che riguarda l'Italia, perché è girato in Italia, ma insomma il discorso, tento di fare un discorso più generale sulla sinistra, di grande autocritica e di grande problematica. Vabbè, sono curiosissima. Sono curiosissima.